Buonasera e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio. A Palermo un operatore ecologico è morto mentre era in servizio. Durante la raccolta dei rifiuti l'uomo sarebbe caduto nell'autocompattatore in quel momento in funzione. E un altro dramma arriva da Carlentini nel Siracusano, dove un 65enne ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un'abitazione dove era salito per aiutare un amico per eseguire dei lavori. Scoppia la polemica a Palermo sulla nuova campagna pubblicitaria dell'Amat che invita i passeggeri degli autobus a pagare il biglietto con lo slogan "Obliterare non è un peccato", critiche dai cittadini sui social. Torniamo sull'aggressione subita dall'autista della MTS ieri mattina a Catania. Non è un caso isolato, è in atto un'escalation allarmante di violenza, commentano i sindacati. Chiudiamo con il meteo, ancora maltempo in Sicilia, domani previste piogge sulle zone interne e sulla costa orientale dell'isola, allerta gialla a Siracusa e Ragusa dove le precipitazioni saranno abbondanti. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.